Eccoci qua, cari telespettatori. Innanzitutto vi presento il nostro graditissimo ospite, perché Andrea Crestani, grazie di essere qui con noi, direttore di Ambi Veneto. E la sua presenza è dovuta al fatto, un po' per spiegare cosa è stato fatto in Veneto in questo periodo per quel che riguarda le opere di sicurezza, messe in sicurezza idraulica del territorio. C'è stato un momento abbastanza piovoso, diciamo abbastanza, ma in realtà è piovuta a febbraio una quantità di acqua pari a quella utilizzata nell'intera stagione irrigua, 3 miliardi di metri cubi d'acqua, più o meno la quantità che serve per l'intera stagione in Veneto da marzo a ottobre. In Veneto sono stati registrati, qui leggo dal vostro bollettino che è uscito, che un po' ci dà il là anche a fare questo approfondimento, 170 millilitri di pioggia contro i 58 della media storica, pari cioè al 190% del valore atteso. Questi sono i dati ARPAV. Noi stiamo vedendo che gentilmente la regia ci mette in onda il vostro bollettino periodico. Certo. Quindi, premessa, Ambi, di che cosa si occupa, che cos'è? Così anche i nostri telespettatori che non sono a conoscenza facciamo informazione e cultura, direttore. Certo, allora l'Ambi è l'associazione che raggruppa i consorzi di bonifica. I consorzi di bonifica hanno in gestione parti del territorio della nostra regione, ognuno per i comprensori di propria competenza, e si occupano di sicurezza idraulica, per quanto riguarda l'eccesso di pioggia, e si occupano anche di irrigazione, oltre di tutta una serie di aspetti ambientali. L'Ambi è un'associazione che li raggruppa e ha un compito di coordinamento a livello regionale, ma soprattutto anche di rapporto con le istituzioni, quindi con la regione, con i ministeri, attraverso anche l'associazione nazionale. Quindi è un lavoro proprio di coordinamento di queste importanti strutture che sono i consorzi di bonifica. Per cui quando si parla, e si è parlato anche in passato, e si continuerà a farlo vista la situazione pluviometrica, di opere necessarie, di finanziamenti importanti, stiamo parlando di milioni di euro, che devono in qualche modo essere programmati, l'istanza a livello centrale viene fatta dai consorzi di bonifica tutti insieme, quindi voi siete in capofila delle varie istanze, giusto? Sì, i consorzi di bonifica hanno la specificità e il compito di progettare le opere conoscendo il territorio, e attraverso l'azione di confronto con i ministeri, sia Ambi regionale ma soprattutto l'Ambi nazionale, a cui facciamo riferimento, ha il compito di interloquire appunto a livello centrale anche per la definizione delle risorse finanziarie da mettere a disposizione. Lavoro difficilissimo perché le risorse finanziarie rispetto alle esigenze che hanno i territori non sono comparabili, seppur parliamo di miliardi, però è altrettanto vero che basta che pensiamo solo alla nostra regione, le risorse necessarie veramente sono a livello di qualche miliardo già oggi. Nonostante molto sia stato fatto, perché poi molte opere sono state fatte. Sicuramente il Veneto è una tra le regioni d'Italia che, grazie proprio all'azione di progettualità messa in campo, è riuscita negli ultimi anni, parliamo dal 2019, 2020, 2019 in poi, fino ad arrivare al 2023, siamo riusciti a far finanziare oltre 500 milioni, quindi mezzo miliardo di investimenti, di opere, di progetti, quindi opere, e una buona parte di queste opere sono già a cantiere e sono già nella fase di ultimazione. Questo vuol dire che non abbiamo solo la capacità di progettare, ma abbiamo anche una grande capacità di portare a cantiere velocemente le opere e di realizzarle per poi consegnarle giustamente alla loro funzione. Ecco, questo è uno dei momenti di eccellenza che ha la nostra regione, ed è per quello che poi, quando succedono eventi come quelli che sono successi in questi ultimi 15 giorni, si guarda il Veneto come una regione che ha messo in campo e che ha dato più sicurezza rispetto agli eventi atmosferici, ma questo è grazie anche alle opere che si sono realizzate. Realizzare un'opera non ci vuole la bacchetta magica, da un anno all'altro si realizzano opere. Facciamo un esempio di un'opera che è stata realizzata, così anche i nostri telespettatori magari possono rendersi conto, perché a volte non essendo addentro tra addetti ai lavori, o magari molti non sono a conoscenza,
non sono del settore, non notano, non capiscono di che cosa stiamo Beh, parlando. allora, le grandi opere che sono state costruite, o meglio i settori su cui si è puntato moltissimo negli ultimi anni vanno su due direttrici. Una è sulla sicurezza idraulica e lì la grande azione che è nata dopo sicuramente gli eventi calamitosi del 2010, sia la Regione con le proprie opere, ma anche i consorzi con opere di dimensioni diverse, quindi molto più contenute, ha dato il via a un grande percorso di opere per la laminazione delle piene e quindi queste famose casse di espansione che sia le grandi che vediamo citate tutti i giorni, da Montebello a Trissino a Caldogno e così via, via via però scendiamo sui territori, l'abbiamo visto in questi giorni, quante piccole casse di espansione si sono attivate e hanno contenuto le piene di torrenti, canali o fiumi e hanno permesso al nostro territorio di non essere alluvionato. Ecco, questa grande azione è stato veramente, era un'impostazione strategica che si è dato il Veneto proprio per dare maggiore sicurezza alla nostra regione. Se un tempo abbiamo costruito gli impianti idrovori, e questo vuol dire insomma, La bonifica del per la territorio. bonifica pura del territorio, l'antropizzazione fortissima che ha avuto la nostra regione, l'eccesso a volte di consumo del suolo, l'urbanizzazione ci ha portato adesso a dover costruire dei contenitori per l'acqua in eccesso, ecco le casse di espansione. E il rischio è che noi dovremmo continuare a costruirne, c'è ancora un piano che non è ancora completato di grandi bacini, i consorzi stanno lavorando moltissimo su altre aree, qualsiasi area che possiamo individuare per l'espansione di fiumi la individuiamo e andiamo a realizzarlo, questo perché difenderemo i centri abitati da questo eccesso di urbanizzazione che ha cambiato completamente i deflussi delle acque e soprattutto ha tolto lo spazio all'acqua che un tempo la trovava nel territorio. Questa è la prima grande impostazione. La seconda, per quanto riguarda le opere invece, e parliamo sempre non più di acqua in eccesso ma di risorsa idrica, è tutta l'attività a sostegno del mondo agricolo per quanto riguarda l'infrastrutturazione degli impianti irrigui e quindi la trasformazione in impianti sempre più efficienti che utilizzano meno acqua e quindi diventano anche più sostenibili e garantiscono una maggior disponibilità idrica alle nostre aziende agricole. Questo è il grande lavoro che è stato fatto in questi anni che ha portato appunto agli investimenti che dicevamo prima. Ecco, queste casse di laminazione, questi chiamiamoli grandi contenitori che sono stati creati per raccogliere le acque, che peraltro si sono riempiti molto facilmente, rapidamente, anche dopo 2 giorni di piovosità importante, perché se non c'erano, immaginiamo cosa succedeva. Non riescono a conservare l'acqua, perché noi abbiamo un altro problema, dopo parleremo di cambiamenti climatici, ma questo è un altro capitolo. Il problema è che l'acqua quando arriva ce n'è tanta, poi quando non arriva e non ce n'è proprio più. E allora tanti dicono, ma è possibile che non ci possa essere un sistema di convogliare le acque, conservarle, mantenerle, cioè cercare di far sì che il beneficio possa essere diciamo, smistato nel lungo periodo? Allora, i bacini di laminazione sono stati costruiti non per la finalità di trattenere l'acqua, anzi, l'unico scopo è quello di laminare, quindi trattenere una parte della piena, quindi il colmo di piena di un torrente, di un fiume e appena che il fiume rientra nel proprio livello non di guardia, far rientrare l'acqua nel suo alveo, perché non hanno questa funzione, ma proprio non sono stati costruiti da un punto di vista ingegneristico per trattenere l'acqua. È inevitabile che ci viene naturale pensare che se avessimo dei bacini che possano contenere l'acqua, degli invasi quando piove, una parte di quei 3 miliardi di metri cubi che sono piovuti in questi giorni magari l'avremmo potuta trattenere. Magari le piogge che sicuramente verranno nei prossimi mesi più vicino alla stagione irrigua possibile, magari non con la violenza che abbiamo visto in questi giorni, potrebbero essere trattenuti e contenuti in una serie o sistema di laghi, di laghetti, di invasi che poi servono all'agricoltura nei periodi estivi. Però allo stato attuale... Allo stato attuale siamo solo in una fase progettuale.
In Veneto siamo riusciti, dopo il 2022, quindi l'anno più siccitoso da quando si hanno le misurazioni storiche, a pensare a un piano invasi, a un piano laghetti. I consorzi hanno progettato o messo in campo idee progettuali per circa 100 siti che possono contenere poi l'acqua. Il valore di questo piano è quasi di 900 milioni di euro, capite bene quanto è l'entità del finanziamento, per poter contenere una piccola parte dell'acqua disponibile necessaria all'agricoltura. Sta di fatto che questo piano, che poi si sviluppa dall'individuazione di cave dismesse sul territorio, magari... Perché non deve essere porosa, queste benedette? Beh, le cave sicuramente... No, questi laghetti non devono essere... È logico, devono contenere l'acqua, quindi devono essere anche impermeabilizzati. Quindi dalle cave dismesse fino a degli invasi di pianura, per poi passare nelle aree dove siamo quasi sotto il livello del mare, che non possiamo scavare ancora dei buchi, ma abbiamo progettato e pensato di poter allargare gli alvei dei fiumi, costruendo delle espansioni e quindi creando dei bacini lungo il corso del fiume che viene alimentato dalla stessa acqua per poi darla all'agricoltura. Allora, tutta questa serie di invasi, come li abbiamo progettati, conterrebbe acqua per 20 giorni di necessità, quindi rispetto ai 3 miliardi di metri cubi che diciamo. Però se noi lo leggiamo rispetto a una stagione normale dove piove normalmente e si alterna magari con periodi siccitosi, cioè avere 20 giorni di acqua stoccata che può servire per l'ultima decade di luglio e i primi 15 giorni di agosto, in realtà vuol dire entrare nel periodo di maggior criticità per l'agricoltura e avere l'acqua sicura per poter salvare le produzioni. Quindi non è banale dire ma solo 20 giorni, è un fattore estremamente importante. Può essere vitale. Perché se noi dovessimo costruire di invasi per 3 miliardi di metri cubi vuol dire intanto che non piove più e quindi ci troveremo in una situazione di desertificazione totale del territorio. Ma soprattutto dovremmo costruire dei grandi laghi. Pensate che i bacini tipo quello di Caldogno contiene 3 milioni di metri cubi, cioè sono 100 rotti ettari di terreno destinati a contenere una laminazione di una piena. 3 miliardi di metri cubi, cioè, sono cose che non... Ecco, questo perché l'acqua di irrigazione viene distribuita su migliaia e migliaia di canali, serve circa 600.000 ettari di territorio nella nostra regione, ma soprattutto è a sostegno di una delle agricolture più strategiche e importanti del nostro paese, se non d'Europa. Insomma, certo. Quindi... Tutto questo è dovuto al fatto che è cambiata, c'è stata un'involuzione della situazione climatica e anche della piovosità, per semplicizzare al massimo, del nostro territorio. Voi avete fatto anche degli studi, delle proiezioni, delle valutazioni dal passato adesso, e cosa avete riscontrato? Beh, il cambiamento climatico possiamo dire che ormai è in atto ed è una delle grandi preoccupazioni, non solo perché si manifesta con eventi estremi come quelli che vediamo, ma è la velocità in cui si stanno manifestando le serie cicliche. Qualche anno fa... Cioè, semplicemente, le serie cicliche ci sono un po' sempre state. Sempre giusto? state. Però erano intervallate maggiormente. Bravo. Qualche anno siccitoso, qualche anno di eccesso di pioggia. Ha sempre generato questo. Nella ciclicità si chiamano tempi di ritorno, si sono sempre avvenuti. Le anomalie che oggi stiamo osservando, qui vediamo la cartina, ecco, no, che le classifichiamo come cambiamento climatico, stanno diventando oramai una costante. Troppo veloce. Mentre però, ecco, un'analisi, una riflessione che possiamo fare così a beneficio anche dei telespettatori, cioè mentre la piovosità rimane, negli ultimi 30 anni è rimasta costante, cioè i millimetri di pioggia che scendono dal cielo nella nostra regione, 1000 millimetri circa ogni anno cadono. Quindi questo ci indica più o meno una costanza. C'è però una diversità nella tipologia di pioggia e quindi piove tantissimo concentrato e genera le situazioni che abbiamo visto, oppure lunghi periodi siccitosi. Poi nell'arco dell'anno questa pioggia più o meno rimane uguale in termini di millimetri. Ecco la necessità di compensarla trattenendola quando viene in eccesso e di difendersi quando è troppo pericolosa.
Però la variabile del cambiamento climatico che ci deve far preoccupare tantissimo, ed è quella che genera poi anche le situazioni a terra che vediamo, è la temperatura. Perché la temperatura ormai è accertato nella nostra regione, difatti questa tabella qua dà ancora l'anomalia della temperatura, e questo è il mese di febbraio, 1,5 gradi di temperatura negli ultimi 30 anni, quindi ogni decennio abbiamo aumentato negli ultimi 30 anni 0,5 gradi di temperatura. Con un'inversione termica poi tra l'altro, qui vediamo. Oltre a questo, qua osserviamo la cartina, mese di febbraio abbiamo veramente un aumento della temperatura molto evidente che questo ha provocato uno scioglimento anticipato anche delle nevi. Sta di fatto che se non veniva l'evento di questi giorni che ha portato